Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi, siamo in una terra un po' curiosa, siamo in Sudafrica ragazzi con la Mango Airlines, una compagnia low cost sudafricana e la tappona di oggi è Cape Town Port Elizabeth. Chiaramente ci sarà la tappa dove sarete voi a scegliere la rotta, però ogni tanto voglio fare anche io delle tappe bonus, insomma questa tappa di un'oretta, quindi una tappa molto tranquilla e dove poter dominare insomma la scena, ecco. È una tappetta di 300 miglia, 300 e qualcosa, tutto regolare insomma. Siamo qua in Sudafrica, quindi proviamo anche nuovi continenti, se no che due coglioni. Sempre in Europa o in America, è chiaro che non sono tutti gli add-ons che ci sono in Europa e in America purtroppo, ma pazienza, insomma dai, dobbiamo essere anche, come si dice, dobbiamo essere troppo ingordi di add-ons. Però in compenso ho messo la generazione del terreno, così per compensare. Vai di rullata sudafricana, guarda, cioè, guardate la classe di questo aereo, c'è l'arancio così col giallo, c'è una roba, è la mia compagnia preferita più ufficiale. Mamma mia che bella. Comunque siamo con un 737-800, era tanto che non vedo ragazzi, stiamo rullando. Vai, subito, di gran cattiveria, non ho voglia di fermarmi e si va. Salutiamo Città del Capo, Cape Town per gli amici e andiamo a Port Elizabeth, il porto di Elisabetta. Sono 10 gradi, fioi. È inverno, chiaramente. Siamo con 737-800. Ho fatto tanti voli su questo qua, quindi insomma sono abbastanza tranquillo. Non penso di avere problemi nell'atterraggio, nelle cose. Sì, ho sempre problemi, però insomma non proprio quelli clamorosi. E salutiamo Città del Capo. Oh, yes. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Guarda che bello questo aereo, è una roba devastante. Ecco l'aeroportino. Ciao Città del Capo. E siamo pronti a dominare i cieli africani, finalmente. Prima volta. Ragazzi, siamo in quota crociera 15.000, un tempo meraviglioso in Sudafrica, signori. La Mango Airlines. La Mango Airlines, come cacchio si dice, non lo so solo che è il più bello aereo del mondo. L'ho trovato su Flyradar 24, mi sono gasato. Gasamento cumendiano, fiori. Niente, allora, sì, diciamo che oltre alle tappe che mi consigliate voi, me ne faccio anch'io un po' a random, così che fa sempre parte della carriera comendiana, proprio per vedere più posti possibili, ecco. Sono curioso di vedere dopo visto che questo video lo sto registrando subito dopo la tappa di Rocky Balboa di Philadelphia, voglio vedere cosa viene fuori. Basta che però non mi fate tipo Roma-Tokyo, cioè è troppo lunga, devo simulare troppo, cioè è una roba impossibile, anche se vai veloce ci metti 10 anni, cioè quello è il problema. E... Voglio fantasia, ragazzi, originalità. Anche sotto questo video mi dovete scrivere i commenti su cosa volete. Poi io ve le sparo tutte, ragazzi, come al solito. La carriera comendiana è tornata. Ragazzi, mancano 110 miglia, veramente viaggio regolare. Guarda che bello, però devo dire che questi paesaggi sono mozzafiato, del Sudafrica. E questo, cioè, ma questo Boeing è stupendo, guardatelo. Cioè, the best Boeing in the world. Ragazzi, ci stiamo allineando. Mamma mia, è freschetto là, qua invece non ne posso più, veramente è un caldo insopportabile. Perché poi a Venezia, ragazzi, è umido, purtroppo a Venezia è umido. Quindi un conto è un caldo secco, ma il caldo umido, fioi, proprio inaccettabile. Che roba. Ho le braccia fredde, cioè da quanto sto sudando, cioè è pauroso. La persona che pazza, vado a correre in bici tutto quanto, la fai veramente. Crazy come in the world proprio. Guarda che bello il nostro aeroplanino che si sta allineando all'aeroporto di Port Elizabeth. Eccoci qua, dai che ci siamo. Dai che siamo. Clear to land runway 26L. Clear to land runway Boeing. Yo. Ok. Proprio tipico inglese comendiano. Dai che ci siamo. Port Elizabeth. Guarda che bello, ragazzi. L'oceano. Port Elizabeth. Le zoccolone sudafricane che mi aspettano. Che bello. Ok, sentiero di discesa e godo. Ma con il Boeing non posso sbagliare.
E andiamo a Porto. Ecco, vedi cioè, ecco, visto perché non amo tanto come si dice, la generazione, perché comunque vedi le cose che si creano. Insomma, non è che ho proprio un computer di merda, sinceramente, però è così, e sta cosa non mi piace. Se voi conoscete un modo per avere l'autogen incastrato... Oh my god, ma ce la faccio sì con la pista. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo di puttana trota. Facciamo un po' di screenshot per la mia collezione personalissima. Ok, questo lo facciamo anche per Steam, perché penso che questo qua non l'ha usato nessuno, questa compagnia. Mamma, no, Fioi, prepariamoci all'atterraggio più crazy del mondo. Sono preoccupato, Fioi. Guarda che bello, però l'aeroporto è proprio incastonato, proprio... Vai, crazy come in the world, Fioi. Togliamola adesso che è meglio. Ciao. Sarà durissima, Fioi, sarà durissima. Eh, frena, frena. Eccole qua, ecco i maneggi comediani. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. Touchdown, touchdown. E godo. Però una pista non grandissima. Oggi però me lo parcheggio qua, non ho voglia di fare tutta la strada. Eccolo qua. Siamo in Sudafrica. Sì, siamo in Sudafrica. Siamo a Port Elizabeth. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao, aspetto i commenti per la prossima tappa. Yeah!